Buonasera, benvenuti. Ancora terremoto, ma questa volta sul filo della memoria letteraria. Questo evento è curato da Bottega Errante, qui rappresentato da Mauro Daltin, che modererà o interrogherà un antropologo, Giampaolo Gri, un giornalista, Paolo Medeossi, una poetessa, Antonella Sbuelz, e naturalmente anche scrittrice, narratrice, un imprenditore di solidarietà che tutti conoscete, Pierluigi Di Piazza, è stato laureato così dall'Università di Udine, imprenditore di solidarietà, e Maurizio Mattiuzza, uno scrittore. A cui affido la lettura di una breve nota su un personaggio fondamentale del nostro terremoto, Francesco Giorgetti, del Geosismico di Trieste, che ha accompagnato le giornate del terremoto quotidianamente. Immagino che molte persone qui presenti ne ricordino la voce. Vorrei che leggesse queste note, perché questa voce non la possiamo più sentire. Grazie. Maurizio. È stato la voce della scienza al tempo del terremoto del 76 in Friuli e dopo. Voce rassicurante e incoraggiante nei giorni della paura, voce attesa come un appuntamento quotidiano necessario, ascoltata dalle radioline sempre accese o letta nei rapporti della stampa locale e nazionale per cercare di comprendere la ragione scientifica dell'interminabile sciame sismico e delle scosse più rovinose. È sua la prima carta sismica regionale che ha fatto scuola, non solo in Italia, nel creare le condizioni per diffondere buone pratiche di sicurezza, sia nel costruire che in generale nel ridurre i rischi naturali. Alla vigilia delle celebrazioni per il quarantennale del sisma friulano, che l'ha visto tra i protagonisti positivi all'interno di una tragedia collettiva, la voce di Checco Terremoto, come lo chiamavano gli amici, si è spenta per sempre, ma rimane nei ricordi di chi c'era e di chi ha tratto conforto da una scienza che prometteva speranza e indicava una razionale possibilità di riscatto. Dopo il terremoto, Francesco Giorgetti ha studiato gli oceani e le profondità del Mare Nostro, oggi diventato fossa comune di tante vittime di altri terremoti, demografici, sociali, migratori, umanitari, speculativi. Checco Terremoto si è spento nella sua casa di Sistiana nella notte del 14 aprile scorso. Prima dell'inizio c'era il suono delle foglie, il soffio caldo del vento sui tetti e i sospiri delle persone. Non era ancora estate. Casa è qui. Casa è dove voglio essere. Prima c'era mia madre, le sue mani ruvide, di gente che aveva lavorato troppa terra. I suoi occhi dicevano sempre: sii un uomo buono.
Non l'ho più rivista. Poi l'odore della polvere e le tende. Ricordo le persone, i visi e le macerie. Eravamo a centinaia, ma ognuno di noi, in fondo, era profondamente solo. C'è stato un tempo, prima che nascessi, in cui se mi avessero chiesto dove avrei voluto vivere, avrei risposto qui. Sono stato in Nepal, ricordo la Turchia. Ero ad Haiti nel 2010, ricordo l'Aquila, ricordo tutto, tutti noi. Ricordare è il mio mestiere. In Nepal una bambina mi ha sorriso. Non so se sorridesse a me, ma mi piace pensare che mi abbia sorriso. Tutti i bambini in Nepal sorridono. Ma qui è dove sono rimasto più a lungo. Ero qui quando c'era l'inferno, quando ero un ragazzo. Qui è casa. Ma io devo andare. Tutto era polvere, anche le urla erano strozzate. Poi è cominciata la ricostruzione. I piedi nella terra, la testa al cielo. Spariscono le macerie. Rimane la ferita. Le mie mani tremano. Quando ricordo ognuno di noi.
Esistono diversi modi di morire. Il peggiore è essere dimenticati. Siamo la nostra memoria. Siamo fantasmi, se nessuno si ricorda di noi. Buonasera a tutti, sono Mauro Daltin, ho il compito questa sera di coordinare un po' questo incontro. In anteprima presentiamo il nuovo libro di Bottega Errante Edizioni, La notte che il Friuli andò giù, 10 voci raccontano il terremoto del 76 e abbiamo appena finito di vedere un cortometraggio scritto e diretto da Alessandro Venier con Fabiano Fantini come attore protagonista e una produzione sempre di Bottega Errante che viaggerà e aprirà tutte le presentazioni del libro. Ci piaceva questo sguardo che oltre al libro insomma ci fosse anche un piccolo racconto appunto come un cortometraggio con un altro linguaggio che provasse ad andare ancora in una nuova prospettiva a riflettere sul terremoto di 40 anni fa. Qui, insomma, a fianco a me ci sono 5 dei 10 protagonisti di questo libro. Gli altri sono Renzo Brollo, Silvia Sacher e Pericle Camuffo, sono Giada Messetti e Renzo Stefanutti, che insieme a Giampaolo Gri, Paolo Medeossi, Antonella Sbuelz, Pierluigi Di Piazza e Maurizio Mattiuzza compongono un libro eterogeneo, strano forse, perché mette insieme sensibilità, percorsi di vita, anagrafi, insomma, età, geografie diverse. Però ci piaceva proprio questo, cercare di andare così a scandagliare attraverso la narrativa, attraverso il racconto, il sisma del 76 e che cosa ha provocato in tutti loro un evento così tragico. E come curatore del libro, un po' dopo averlo letto uno dietro l'altro, i racconti, mi viene da fare un paio di riflessioni soprattutto. La prima riguarda il fatto che la letteratura ci permette, la narrativa e la poesia ci permettono forse di fare delle associazioni strane, di fare dei salti temporali e spaziali che altre forme di racconto magari permettono meno. E allora mi viene da citare il racconto di Renzo Brollo che
che questo racconto tra padre e figlio, in cui il padre è dall'altra parte dell'oceano su una nave, mentre alle 21:03 il figlio con la madre subiscono la scossa a Gemona. O mi viene in mente Giada Messetti che parla del sisma del 76, ma parla anche di Sicilia e di Cina, oppure altri racconti che mettono in relazione il terremoto del Friuli con quello dell'Aquila o con quello dell'Emilia-Romagna o con quello del Giappone. Credo che la letteratura aiuti anche a fare questi salti spazio-temporali e che permetta appunto di giocare quindi su più livelli. La seconda riflessione che mi viene da fare è che ci sono veramente diverse sensibilità e quindi anche diversi generi. Abbiamo i racconti più giornalistici, più poetici, più politici e civili, più legati a una riflessione, a una testimonianza. E abbiamo anche osato, abbiamo due di queste voci, Silvia Sacher e Giada Messetti, non erano nemmeno nate nel 1976, perché abbiamo voluto insomma capire anche come da chi non l'ha vissuto, è venuto solo dopo e ha vissuto solo il post-terremoto, che cosa si è portato dentro di quella tragedia non vissuta, ma in qualche modo vissuta da tutti in questa terra. È partita da una riflessione anche personale. Io vengono spesso da piccolo, quando ero troppo vivace, mi dicevano sei figlio del terremoto tu, perché sono nato nel 1976 e il 6 maggio ero nella pancia di mia madre e mia madre era chiusa in una 500 tutta la notte impaurita a Camporosso. E allora io ero in pancia, sì, ma alla fine ero a Camporosso e anch'io potrei raccontare in qualche modo il mio 1976. E quindi mi hanno sempre detto sei venuto fuori un po' tutto tremante anche tu, no? Troppo vivace. E allora abbiamo chiesto a due persone appunto che sono venute dopo di raccontarci la loro storia. E il libro nasce, non rubo altro tempo agli ospiti che abbiamo qui, forse da una semplice domanda che abbiamo fatto. Dove eravate? Che cosa stavate facendo? Con chi eravate? Alle ore 21 di esattamente 40 anni fa. Le risposte che ricevevamo erano sempre dettagliatissime, tutti si ricordavano perfettamente con chi erano, dove erano e cosa stavano facendo 40 anni fa. Per noi che veniamo dopo, questo è collegato ad esempio, non so, almeno io mi ricordo perfettamente dove ero l'11 settembre 2001, no? Però era un evento mediato, era un evento filtrato dalla televisione, no? E quindi la domanda invece insomma, che si concretizza in un evento vissuto sulla pelle forse ha una forza maggiore. E allora parto proprio da questa considerazione personale in questo giro con gli ospiti e parto da Giampaolo Gri che ha curato la prefazione al libro e appunto con la domanda semplicissima di dov'eri se te lo ricordi, quel 6 maggio 1976. Sono il più vecchio della compagnia, quindi il problema della memoria comincia di poco, però ecco, a differenza degli altri che non erano nati o di te che eri nella pancia, io avevo 30 anni quando nel 76 ero a casa. Quando la scossa è avvenuta ero appena tornato da Trieste dove lavoravo, facevo il pendolare, poi la prima scossa, poi la sorpresa, poi la seconda, la fuga per le scale trascinando mia moglie e mia figlia di 6 anni, Chiara di 6 anni, un prato accanto al condominio, tutti lì, tutti insieme per questa notte strana. Prima cercare affannosamente notizie di parenti, amici, a sapere se erano vivi, cosa era successo. Poi qualche corsa su e giù per le scale, fra una scossa e l'altra, un po' a prendere chi l'ha coperta, al caffè, così. Poi cercare notizie a spizzichi, a bocconi, qualcuno che aveva la radiolina, per ricostruire un po' il quadro.
E poi un'estate, quella sì, un'estate da pendolare questa voce nel mio Friuli più marginale. Io sono del comune di Forgaria della Val d'Arzino. Abbiamo passato l'estate fra quella zona e la chiesa di San Francesco, proprio qui dentro. Ci eravamo messi a portare fuori dalle case, soprattutto dalle persone anziane, tutto quello che si riusciva a pensarci adesso, rischiando la vita, insomma, in maniera così. Però poi soprattutto a scavare con la gente nelle piccole chiese scoppiate, nei siti, a recuperare dalle macerie quel che era possibile di statue, di tele, di arredi, insomma, i piccoli patrimoni artistici. Lì la sovrintendenza chissà mai quando sarebbe arrivata, ecco, però quei piccoli patrimoni su cui si fonda l'identità di queste chiese che erano state costruite nei secoli dalla gente, mica da chissà chi. Perché già calavano i corvi dal Veneto, rigattieri, antiquari, raccoglitori, a rastrellare tutto quello che era possibile del terremoto. Quindi così con la gente ci si accorgeva che questa era un'operazione urgente e per fortuna qui a San Francesco trovavamo un'organizzazione, c'era la Bros che ci accoglieva, insomma abbiamo passato l'estate così, fino al settembre quando tutto è cambiato un'altra volta. Paolo, tu? A proposito di San Francesco, è stata sconsacrata da quella volta perché questa stupenda chiesa è diventata il magazzino, c'era la professoressa Marioni Bros che qui raccoglieva, quindi c'era chi salvavano le vite umane, eccetera, però c'era chi salvava le opere d'arte ed era un'operazione altrettanto rischiosa e difficile. Io facendo il cronista, giovane cronista al Messaggero Veneto, preso e scaraventato assieme ad altri 4, un po' al buio perché non sapevi esattamente dove muoverti, non c'erano comunicazioni, quindi abbiamo scoperto cammin facendo subito dalle 9 in poi, dalle 9 e mezza, 10 di sera, quello che era successo da Tredicesimo in su, e quindi poi a mezzanotte siamo tornati e abbiamo affannosamente raccontato quello che potevamo aver visto, intuito. Meloni, Vittorino Meloni, che era il direttore, nel fare il titolo del 7 maggio, esiste ancora esposta questa copia. Cioè non è che non ha creduto a noi che dicevamo sono centinaia i morti, però come una forma di rispetto non ha voluto fare un titolo sensazionalistico e ha fatto un titolo che poi il giorno dopo è diventato invece dura realtà. Volevo aggiungere solo questo, che rispetto a quello che ho visto di Alessandro Wegner, rispetto a quello che c'è nel libro, perché nel libro, nelle 10 voci, ci sono 3, io, Giampaolo Gri e Don Pierluigi, che quella volta eravamo maggiorenni, tutti gli altri o non erano nati o erano in arrivo come Mauro, oppure erano bambini, no? Questo è il bello di questo, e come dice Gri nella prefazione, perché Giampaolo Gri ha ragione, anzi ha sempre ragione, dice che il percorso narrativo sul terremoto probabilmente deve cominciare adesso. Noi in quanto reduci raccontiamo quello che abbiamo visto, perché effettivamente sono cose, sono momenti, per esempio del 6 maggio non solo ti ricordi dove eri alle 21, ricordi tutto di quel giorno. Cioè io adesso ci stiamo avvicinando, sono quasi le 8, poi arriveremo alle 9, sarà proprio l'attimo fatidico, le 9, 3 secondi della scossa 40 anni fa, ma come molti di voi, quelli che erano maggiorenni perlomeno di quel giorno, ricorderanno tutto. Questo è stato... E poi sei precipitato dentro un altro mondo. Però il racconto che noi facciamo è quello, da 40 anni lo facciamo onestamente, sinceramente. Uno racconta la sua storia di giornalista, di professore, di prete, di politica, eccetera. Però il racconto del terremoto probabilmente dovete farlo voi. Infatti nel libro della Bottega Errante trovate dei racconti straordinari dove un bambino con la sua fantasia rivive il terremoto e spiega a noi che abbiamo visto le cose che cosa è effettivamente accaduto. Questo 40esimo per me è una cosa che mi ha veramente sorpreso. Sono 40 anni che io porto dentro queste storie, però nessuno mai mi aveva chiesto particolarmente cos'era accaduto. Era un anniversario nostro più o meno. Passano i 10 anni, passano i 20, passano i 30. Quest'anno invece c'è stato uno scatenamento di attenzione, ma anche in maniera sincera,
da parte un po' di media nazionali. La RAI ha fatto tanti servizi, oggi insomma uno come me che più o meno ha le stigmate del reduce viene chiamato di qua, di là via. Cioè, quindi c'è un'attenzione sincera. È incredibile perché noi friulani facciamo notizia nei momenti delle grandi disgrazie, le guerre, il Vajont, il terremoto. Incredibilmente stavolta facciamo notizia per un qualcosa di positivo che però è un dato acquisito da 20-30 anni. Quindi allora c'è questo che mi incuriosisce molto. Come mai facciamo notizia? Cioè, perché effettivamente ho ascoltato anche interviste di personaggi che non sono di qua. Noi come friulani siamo tenuti ad avere autostima di noi e dobbiamo necessariamente parlare bene di una cosa che ha funzionato. Ma come mai gli altri sono così curiosi? Perché ho sentito dire una definizione, l'ho vista scritta anche sul Corriere della Sera, sulla Stampa, sul Fatto Quotidiano. Cioè, è l'unica cosa che ha funzionato in Italia negli ultimi 40 anni. Allora, da un lato sono contento. Allora, sti qua partono, mandano queste truppe e dire andate a vedere quei giapponesi del nord-est, ma chi cavolo sono? Come sono? Ma sono ancora così? No, ovviamente non siamo ancora così, questo insomma, non c'è che ce la meniamo. Però, poi ho visto dei prospetti dove vedono i soldi impiegati in Friuli, i soldi impiegati in Irpinia, i soldi impiegati nel Belice, tantissimi, molti di più che qua, è il discorso ancora aperto, Cioè, veramente siamo dei fenomeni. Allora si è accesa questa attenzione. Allora le cose sono due. Da un lato questa attenzione nazionale nei nostri confronti su una cosa che comunque noi davamo, e questo ci fa anche comodo. Però il vero racconto qui sul terremoto per me comincia adesso, è con voci che comunque non hanno assistito direttamente, perché al di là di tutto quello che già sappiamo sul terremoto, è un terremoto con gli slogan, il dov'era, com'era, prima le fabbriche, poi le case, le chiese, Fasin di Bessoi, cioè è andato avanti però il nucleo centrale di questa vicenda per me è l'estate del 76. Lì si sono poste le premesse per cui dopo un certo potere politico, chi aveva la responsabilità della conduzione del gioco ha agito in un certo modo, nelle tendopoli. Ed è un racconto che ancora deve essere fatto, poi è un racconto durissimo, perché insomma è stato un calvario per chi ha dovuto sopportare quelle conseguenze dopo aver già provato dei dolori immani, pensiamo ai morti di Gemone, eccetera. Quindi è questo, ed è noi come reduci, dico, consegniamo questa memoria e chi ha passione, chi ha talento, chi ha voglia, eccetera, deve rielaborare, perché per me la spiegazione di come sono andate le cose, positivamente evidentemente, perché i dati sono quelli ed è visibile la ricostruzione che è stata fatta, però si colloca in quella vicenda, una vicenda dove per esempio, come vi dirà fra un po' Pierluigi, la Chiesa ha avuto un ruolo fondamentale, non di antipolitica come si dice al giorno d'oggi, perché al giorno d'oggi tutti quelli che criticano sono disfattisti, ma non è così. Da una critica fatta intelligentemente, seriamente, con fervore e con sincerità e con disinteresse, può nascere una cosa positiva. Infatti la ricostruzione friulana, questo possiamo dirlo tranquillamente, non è stato un qualcosa calato dall'alto, perché le cose calate dall'alto non hanno mai funzionato, è una storia veramente condivisa, popolare e comunque molto complicata. A te Antonella. Sì, dunque, partendo dal ricordo personale, Mauro, io non ero bambina, frequentavo le scuole medie, ero una ragazzina in quell'età abbastanza ingrata in cui sei ancora inconsapevole, tutto sommato stupida, perché era un'età, i 14 anni sono un'età di questo tipo. Ricordo perfettamente quella sera, perché noi abitavamo al terzo e ultimo piano di una palazzina nuova di Tricesimo. E nel borgo storico di Tricesimo, però, cioè il borgo che di origine romani, poi medievale, conduceva anticamente verso il Norico, per cui la nostra era l'unica palazzina recente, aveva poco più di 2 anni. E acciambellata su una poltrona, io stavo studiando in sala, mi ricordo perfettamente questo dettaglio, per l'interrogazione di scienze del giorno seguente. È arrivata la prima scossa, la si è sentita bene, perché naturalmente tu lo sappiamo, insomma, più sei in alto e più la struttura balla, e quindi fui mandata da mia madre a prendere un bicchiere d'acqua per una signora anziana che era in visita da noi e che si era agitata. Il tempo di ritornare con questo bicchiere d'acqua dalla cucina alla sala e si scatenò la vera scossa.
c'è poco da fare. Io ne sono rimasta, come tutti quelli che hanno provato e non erano troppo piccoli per non rendersene conto, quell'esperienza traumatica. Mi sono resa conto che è irrisolta in parte, non l'ho mai superata del tutto. È un momento in cui innanzitutto il boato, la sensazione di un boato che veramente proviene in qualche modo da viscere sotterranee della terra. E noi avevamo tra l'altro questa grande vetrata aperta su una piccola parte di boschetto proprio che si trovava tra il borgo San Antonio e la statale Pontebana, e gli alberi ad alto fusto, veramente tremando, toccavano terra. Poi naturalmente la fuga, mio padre era fuori ad una riunione, recuperiamo mia sorella, fuggiamo. Naturalmente il 30° era ai margini e nonostante questo gli scalini erano, non so se tecnicamente lo si possa dire in questi termini, si erano spuntellati, dovevi saltare in alcuni tratti. E siamo riusciti a recuperare la macchina e uscire. Il borgo era naturalmente una pioggia di detriti, comunque, di tegole, di fumo. Come diceva Paolo, è interessante però pensare all'estate del 76, perché noi siamo vissuti in tendopoli innanzitutto i primi 3 mesi e mezzo. La casa è rimasta inagibile per parecchi mesi, per quasi un anno, fino alla primavera grosso modo successiva. E la tendopoli è una realtà che ti insegna, ne parlavamo proprio ieri in classe con un collega che è venuto a raccontare la sua esperienza ai miei ragazzi, perché lui invece si trovò a scavare a mani nude come alpino di stanza Gemona, a scavare tra le case di Gemona. La tendopoli è un'esperienza che ti insegna l'umiltà. E veramente io, per riprendere le parole di Paolo, la sensazione di avere provato qualche cosa, di essere stati risucchiati in un buco nero della storia, ma di avere toccato con mano da vicino, mai come allora, prima per me né dopo, il cuore della democrazia, io l'ho provato allora, perché la ricordo, la cellula democrazia diretta, i comitati di baraccopoli, di tendopoli. Da ragazzina curiosa e molto timida, io ne ricordo una sola. Al margine del campo dove sorgeva la nostra tendopoli, che poi si trovava in un campo del nonno, a Monasteto di Tricesimo. E ricordo questa parola che sentivo come un motivo ricorrente. Lasciami di la me, cumò io o dis la me. Questo cumò io, ora io dico la mia, era di una potenza straordinaria per una ragazzina. Tanto più se si pensa, ed è un elemento che mi pare che finora non sia stato molto, come dire, ripreso e sottovalutato, che il Friuli proveniva da, permettimi una brevissima parentesi, ma non davvero di un minuto, ma ci ho pensato proprio per questa chiacchierata con noi questa sera. Il Friuli in fondo, già dall'immediato secondo dopoguerra, dal 49, per un cavillo, non mi ritrovo a fare la storica questa sera, ma questo è un elemento estremamente interessante secondo me, per un punto previsto dalla NATO, si ritrova ad essere una terra sacrificata a quella che era sicurezza collettiva. E quindi terra di cerniera in cui non soltanto fortemente militarizzata, ma anche martoriata dalle servitù militari. E in quanto tale terra sottoposta a molte decisioni extraterritoriali, extranazionali. Quindi una terra in cui tante delle decisioni venivano assunte in centri di potere molto, ma molto lontani da qui. E d'un tratto, in questa micro regione, marginale, periferica, sommessa, le decisioni invece si prendono qui, non lontano sulla nostra pelle, ma qui nelle baraccopoli, nelle tendopoli, negli orti, nei cortili. Secondo me è stata una rivoluzione copernicana incredibile e anche per i più giovani una lezione di democrazia veramente formidabile, che poi è diventato altro, su cui si sono innestati i particolarismi, le devianze, i chiaroscuri, le zone grigie, non c'è dubbio, ma quelle prime settimane di partecipazione popolare vera, autentica e diretta, secondo me, sono state di una potenza incredibile. Grazie. Prego Pierluigi. Ecco, quando mi è stato chiesto questo contributo ho avuto più di una perplessità, per un senso di pudore, perché io non ho vissuto il terremoto in uno dei paesi che sono stati così drammaticamente coinvolti. Poi anche con qualche insistenza ho provato a
riflettere, a scrivere. Ora io mi trovavo quella sera, che ricordo esattamente perché c'è una memoria cronologica e c'è una memoria esistenziale, non è che le due siano sconnesse, però sento che è prevalsa in me anche nel tempo e anche oggi la memoria interiore, esistenziale. Mi trovavo a Paderno, Udine, dove ero prete da pochi mesi. Ero ad un incontro con il parroco, io usando i termini tradizionali ero cappellano in quella parrocchia, ad un incontro con dei genitori e lì si sentì questo primo cenno di scossa e poi la scossa forte e io istintivamente uscii e sul terreno cementato, asfaltato, proprio ricordo esattamente ancora la situazione, ci fu un ondeggiamento proprio del terreno impressionante e anche il campanile che era lì di fronte ondeggiò in modo visibile. Durante quella sera poi si cercava di recepire qualche notizia difficile, comunque si percepiva già che la situazione era grave, che aveva riguardato dai cenni che si riusciva appunto a recepire, che aveva riguardato una parte consistente del Friuli. Il giorno seguente, molto presto, con 2 giovani di Paderno, con cui c'era un rapporto di confidenza, con la mia macchina, siamo andati così, in modo spontaneo, per cercare di renderci utili in qualche modo. Siamo andati casualmente, non era un progetto, verso Maiano e siamo stati sul tetto schiacciato di quel palazzo di cui si è parlato più volte e lì ho vissuto il senso dell'impotenza, un'impotenza proprio completa, nel cercare di essere di aiuto in qualche modo e di fronte a una tragicità che rendeva già inizialmente quasi inutile, poi come, con che cosa, con 2 pale, con le mani, come si poteva intervenire. E quindi siamo ritornati a casa. Il giorno dopo siamo stati a Gemona con la stessa finalità di condividere e di rendersi utili. E si è percepito il disastro, l'odore della morte, che ricordo, l'odore della morte diffuso. Poi per un periodo siamo un gruppo di noi, lì della parrocchia, un gruppo di persone, giovani e non, ci siamo recati nelle valli del Torre, a Micottis, un paesino sperduto, e lì ci siamo resi utili in qualche modo. E poi per un periodo più lungo a Gemona, insieme a un'associazione di Torino, per la costruzione di una scuola dell'infanzia. E questi sono state le prime ore e sono stati i momenti successivi durante quell'estate che poi è stata ricordata, ecco, del terremoto. Comunque dentro di me è rimasto un segno, come dicevo, esistenziale molto profondo, perché quando si vive la memoria sento che è doveroso prima di tutto ricordare le vittime, i morti, come anche oggi e questa sera. E i morti hanno un nome, un volto. Ho sfogliato di corsa il Messaggero, mi pare che oggi riporti proprio i volti e i nomi delle persone, e questo del riconoscere le vittime per vibrare in un dolore che non può essere confinato nel passato, perché per come io sento non basta fare memoria, perché fare memoria significa confinarla in modo pure importante dentro a una dimensione solo cronologica. Secondo me è importante vivere le memorie, perché vivendo le memorie e le memorie stando profondamente dentro di noi possono favorire uno sguardo diverso sulla realtà di oggi. Grazie.
Beh, io potrei dire che è arrivato in Friuli, nel senso che ero qui da poche settimane, io con la mia famiglia stavamo rientrando io da 11 anni più o meno di vita in Svizzera e i miei genitori da almeno 17-18 e mi trovavo a casa con mia nonna che veniva dal Trentino e che stava con me mentre i miei genitori erano in viaggio e ho un ricordo limpidissimo di questa cosa perché noi fedeli alle abitudini svizzere, mia nonna mi mise a letto prima delle 9, come usava in quelle lande, e quindi mentre mi stava proprio salutando vidi proprio, come dire, questo pavimento andare in diagonale e ricordo limpidissimamente questo armadio enorme blu che stava nella mia camera che mi sembrava andasse verso il cielo. Questo è proprio il primo ricordo limpido che ho di quella sera. È un rumore, come credo tutti, no? Un rumore straordinariamente forte, anche abbastanza così, no? Estraneo, lo definirei, ecco. Poi siamo usciti e noi eravamo una casa abbastanza isolata, una nuova costruzione, però attorno a noi c'erano delle case di contadini, diciamo friulani, che scesero in strada ovviamente anche loro. E la prima cosa che ricordo, vista la vicinanza della polveriera di Lestizza, perché io sono di Pozzuolo, alcuni dissero io scoppiavo della polveriere, che sta lì, insomma, come potete la dormire, ormai c'è che lei a lei, no? Però qualcuno invece cominciò anche a tirare fuori altre ipotesi, però poi, essendo così, rientriamo più o meno tutti in casa. Il ricordo invece è quello dei giorni dopo, quando cominciamo, anche noi, io avevo 11 anni, a realizzare quello che era successo. I miei genitori che arrivarono perché erano in strada, l'intuizione di mia madre che a distanza di 300 chilometri intuì che era successo qui, non ho mai capito come abbia fatto, ed è una cosa che mi colpisce sempre. E poi quello che ho imparato, pur avendo 11 anni, credo di aver imparato rapidamente due cose, anzi dico con anche con molta commozione, due lingue. La lingua friulana, subito, perché quella è stata immediatamente la lingua che mi circondava, con una forza che mi parve nuova, poi non lo so, venivo sempre d'estate, quindi forse non avevo neanche gli strumenti per capire quanto forte fosse allora, però credo di averla imparata in pochissime settimane. E poi ci pensavo in questi giorni, venendo qua, credo che in quei giorni io, ma credo tanti della mia generazione, abbiamo imparato anche una lingua dell'anima che è fatta di coraggio, di fatica, di solidarietà. Giampaolo, nella prefazione al libro sottolinei una contraddizione anche spesso, no? Quella tra anche la retorica della commemorazione del quarantennale e però anche la complessità del Friuli post-terremoto, no? Le criticità. Allora, così, volevo che, visto che la tua prefazione si intitola proprio 40 anni, no? Sottolineando questo aspetto della commemorazione, quanto a volte contrasti poi con la complessità di quello che è successo dopo. Provo con due battute. Anch'io in quell'estate famosa e poi nei mesi ho girato, fotografato nel mio Friuli marginale un po'. E quello che mi impressionava di più erano le case, le stalle sventrate. Io facevo già l'etnografo, mi occupavo di cultura materiale, vedere camere, cucine, tinelli, soffitte, depositi di attrezzi, insomma come quinte di teatro, una sorta di tutto questo privato esposto impudicamente quasi allo sguardo. Ho capito lì, insomma, già prima quello che vedevo erano oggetti in larga parte abbandonati in Friuli, già dalla fine degli anni 50, però era ancora viva la cultura del niente si butta non si sa mai, no? Quindi in casa c'era tutto, si era conservato tutto, si manteneva tutto.
Però lì ho capito che quello scenario era veramente il de profundis della civiltà contadina. Queste, soprattutto dalle mie parti, dove le case erano tutte di pietra e quindi proprio avevano questa caratteristica di aprirsi e di restare magari in piedi, squinternate così. Ecco, c'è stata una quantità enorme di macerie finite in discarica, ma insieme con i sassi, i mattoni, i travi, insomma, è finito anche tutto il repertorio di oggetti che di quel mondo era corredo e arredo. Questo mi ha sempre molto colpito. Pasolini era morto da qualche mese quando è venuto il terremoto qui. Lo scomodo soltanto per richiamare le sue pagine su quello che di profondo se n'è andato con la civiltà contadina in Italia e tanto più in Friuli. Altro che nostalgia, non era nostalgia, era proprio coscienza lucida che saperi, valori, relazioni, modi d'essere, di stare al mondo, di rapportarsi con la natura, di rapportarsi con il mistero. Ecco, subito dopo è cominciata la ricostruzione. Ecco, che cosa succede a una terra colpita da improvviso benessere? Questa è stata un po' l'esperienza che io ho seguito in qualche modo. Penso a quante chiacchiere su identità e su radici, mentre il Friuli si trasformava, radici, questa sciagurata metafora vegetale per assessori in qualche modo, no, che ci viene... un ricordo, insomma, un mondo che se ne andava sostituito da che cosa? Al di là, insomma, della ricostruzione del torneo, ma sostituito da che cosa? Ecco, questa mattina ero a Villa Manin a vedere la mostra lì e ho visto una foto emblematica, la foto del sito dove stava la chiesa di San Giovanni Battista a Gemona, no? La chiesa da cui provengono i bellissimi riquadri da soffitto dell'Amalteo di Gemona. Ecco, dove c'era quella chiesa non c'è più, non è stata ricostruita. Al posto di quella chiesa c'è un orribile parcheggio, un gelido, tristissimo parcheggio circondato da cemento. Ricostruzione mancata o ricostruzione, non so, deviata, sbagliata? Spero che rimedino, che ricostruiscano quella chiesa. Però questo, insomma, io ho in memoria la piana di Osopo, di Gemona, di San Daniele, tutta questa pianura piena di campi, orti, vigneti, contadina ancora, nonostante la prima industrializzazione, però contadina strutturalmente. Oggi esasperata cementificazione. Oggi, insomma, quella cultura si è sostituita alla cultura dei centri commerciali. Questi sono, qui penso che qui in sala a metà o più è fatta da udinesi, ma noi udinesi, voi udinesi, non abbiamo niente da dire su quello che sta succedendo vicino al cimitero qui a Udine? Quel centro commerciale che è stato costruito dall'altra parte della strada di fronte, c'è un povero architetto che ha scritto una lettera di protesta sulla vita cattolica, gli udinesi, niente. Questa è la sventura del Friuli. Ecco, questa è la retorica, è il vuoto di retorica. Perché non ci si accorge? Io ho visto tanti filmati in questi giorni. Il senso della distanza fra oggi e 40 anni fa, oggi ci sentiamo vicini con la memoria, però 40 anni sono veramente tanti. Se penso che fra il 1976 e il 1946, l'inizio della prima ricostruzione, erano 30 anni, e fra il 1946 e il 1919 c'erano meno di 30 anni. E prima ricostruzione. Il Friuli è passato attraverso queste 3 ricostruzioni, una più terribile, penso alla Prima Guerra Mondiale, insomma, una frattura che oggi non ci immaginiamo neppure.
E questo è il dato di fatto, questa è la trasformazione. In questi filmati io ho visto, me lo faceva notare mia moglie, ma guarda lì la gente che scavava e anche noi che scavavamo, che scavava e che ricostruiva i muratori venuti tutti senza mani nude, senza guanti. E noi oggi siamo la società più inguantata che sia mai esistita nella storia. Dal giardino al cane, all'ospedale, insomma tutto succede, bisogna mettersi i guanti. Ecco, questo è un po' per me il senso della distanza di questi 40 anni. Paolo, qual è stato, Paolo, il ruolo dell'informazione, il ruolo del cronista e la difficoltà anche a scrivere, no, di una tragedia così che ti sbatte addosso, sì, no? Quindi anche la difficoltà a tentare di informare. Certo che per noi che eravamo proprio qui, cioè 1000 morti in un istante, per trovare i dati apocalittici di questa portata devi andare alle battaglie dell'Isonzo, nelle furibonde e assurde offensive di Cadorna o al Vajont. Per quello dicevo prima, no? Il Friuli fa notizia quando succedono, e stavolta con questo fatto dei 40 anni comunque andiamo a rievocare un fatto positivo. No? Il lavoro, poi dobbiamo considerare, io ho fatto parte del Messaggero Veneto, era un giornale molto più piccolo, metà di quello di adesso, gestito da questo personaggio Vittorino Meloni, che è un personaggio importante, anche sul quale un'analisi definitiva ancora non c'è. Per esempio Vittorino Meloni era un personaggio anche compassato, conservatore, eccetera, però anche innovatore, perché ha innovato tecnologicamente il giornale, poi ha aggiunto gente come me. Cioè, ha assunto tutta una generazione di gente di 21-22 anni sparsa per la regione, e mi permetto di dire senza raccomandazioni, senza nessun motivo. Lui non ha nessun motivo per assumere gente che poi è la generazione che è cresciuta col terremoto. Non ho mai capito perché, ovviamente ero contento, però con questa gente, quindi 22-23 anni, molti dovevano ancora fare l'esame da professionista, lui ha affrontato questa esperienza, no? Esperienza dove lui, ovviamente, il direttore ha ritmato i tempi con gli editoriali che uscivano ogni giorno per mesi, e naturalmente noi eravamo nel mirino di chi invece non la pensava come noi, di chi appunto agiva anche in maniera politica. Poi non bisogna mai scordare un fatto, perché qui c'è una grande perdita di memoria che noi non ci ricordiamo. Insomma, 3 mesi fa eravamo tutti in preda al panico per gli attacchi dell'Islam, dell'ISIS, adesso abbiamo dimenticato, si dimentica tutto e si va sul fatto del giorno. Per esempio un fatto fondamentale è ricordare l'Italia dell'epoca. Cioè noi che abbiamo una certa età lo ricordiamo, ma dobbiamo spiegare ai ragazzi i 10 anni, gli anni di piombo, che cos'era, cosa significava. Per esempio io ritengo, così, nella mia revisione magari distorta, che uno dei motivi per cui ci fu questo decentramento fu una richiesta dei friulani, ma anche perché lo Stato non era assolutamente in grado di affrontare un'esperienza del genere. Poi per una piccola terra lassù ai confini. Moro era Presidente del Consiglio, è venuto qua 2 anni dopo, è stato rapito, la scorta sterminata e lui assassinato dalle BR. Questa era l'Italia. Ecco, in un'Italia così, tornando a noi, allora un piccolo giornale di provincia con un'età media bassissima, cioè io penso che l'età media del Messaggero Veneto di quell'epoca fosse, compresi i capi, 25-26 anni, non di più, affronti una vicenda, quindi lo affronti con tutte. Se vai a rileggere adesso i giornali, io però rivedendoli comunque capisco, c'era grande passione, grande disponibilità. Insomma, non è retorica, però tu lavoravi a ritmo quotidiano, 24 ore su 24, non era possibile saltare fuori da una situazione così, poi con tempi di stampa incredibili, non è come adesso tu ti metti al computer, scrivi l'articolo ed in pagine, sì. Cioè scrivevi l'articolo, dovevi darlo al tipografo, lo ribatteva, c'era anche 2 o 3 volte. Quindi con orari la tipografia entrava in azione alle 9 di sera e tu finivi alle 5 di mattina e andavamo tutti a bere un whisky da qualche parte. Quindi era questa la difficoltà. Naturalmente con una situazione, allora all'inizio l'emergenza, insomma è indubitabile, tu hai 1000 morti e non so quanti vedi, lì è come la racconti.
E poi naturalmente c'era anche il fatto della concorrenza. Qui per un mese tutti i giornali italiani hanno mandato il meglio, Giorgio Bocca, Mecoli, il Gazzettino aveva Sergio Gervasutti che poi è diventato nostro direttore, quindi c'era tutto. E poi l'estate del 76 naturalmente c'era anche una polemica, io ricordo benissimo, nel luglio del 76 ci fu un grosso convegno del Movimento Popolare, quindi la sinistra, che insomma sparò a zero contro il tipo di informazione che davamo, ma non solo. Per esempio è rimasto nella storia un libro pubblicato nel dicembre del 76 da Roby Ronza, Comunione e Liberazione, parlava già di un deserto in Friuli, di ricostruzione mancata. Quindi un dibattito politico molto molto intenso, dove in tutta questa vicenda il Messaggero aveva un ruolo che ovviamente era anche tacciato di essere troppo filogovernativo, però io ritengo che senza piaggeria, senza niente, che in tutta questa grande storia dove ci siamo dentro tutti e come abbiamo detto c'era il fervore delle tendopoli eccetera, emerga la personalità di un uomo ed era sicuramente Antonio Comelli. Cioè Antonio Comelli era un democristiano, tra l'altro aveva studiato al seminario con un certo tipo di preparazione. Reggere a quell'urto lì, in quei momenti, non è stato così. Cioè, era uno che comunque veniva dalla Resistenza, veniva da quel tipo di generazione, come Berzanti, quello precedente, la Resistenza nel Brigato Usopo. Era una generazione che, mi permetto di dire, aveva veramente una capacità così di resistenza in queste situazioni estreme e quindi lo ha dimostrato fino in fondo, perché insomma alla fin fine non è andato tutto come doveva andare probabilmente, però le case sono state ricostruite in 10 anni. Da 18.000 case distrutte, nell'86 erano già rifatte 16.500, non so, quindi sono dati che comunque sono lì e ti fanno a questo punto dire, vabbè, ce l'abbiamo fatta. Antonella, per una che usa la parola, per una che usa la poesia anche come mezzo, diciamo, di espressione, no? Tu prima hai parlato di spartiacque, no? Allora mi viene in mente che probabilmente è stato uno spartiacque collettivo di un popolo, ma è stato anche uno spartiacque intimo, individuale, no? Tu parlavi di cesura, di proprio tua personale, no? Quanto ha inciso nella visione del mondo che poi tu hai maturato e quindi anche poi nella letteratura, nella poesia in cui ti sei imbattuta come lettrice ma poi anche come scrittrice. Quanto ha inciso questo spartiacque sempre definito collettivo, ma forse si ragiona poco sullo spartiacque individuale? Sì, è vero, è stato sicuramente, io l'ho avvertito come uno spartiacque. C'era la sensazione all'improvviso che appunto una piccola terra di confine, come diceva Paolo, marginale e sommessa, di cui le persone non riuscivano neppure a pronunciare correttamente il nome, il più delle volte, no? Lo sappiamo tutti, Friuli. È stata una conquista perfino riuscire a ottenere che venisse pronunciato correttamente e d'un tratto si trovava appunto al centro, ma avveniva qualche cosa d'altro nelle tendopoli. E la sensazione di essere stati risucchiati in un buco nero della storia. E, nella mia famiglia, io credo nella famiglia allargata delle piccole collettività della Pedemontana, portò con sé un'immediata conseguenza. E per la prima volta io incominciai a sentir parlare, non credo sia un caso che mio nonno, che aveva vissuto un periodo di migrazione in Germania e in Svizzera, mi parlò per la prima volta, mi raccontò per la prima volta dettagli della sua vita di migrante poco dopo il terremoto. E fu non molto dopo il terremoto che io venni a sapere anche per la prima volta delle storie di profuganza dopo Caporetto della mia famiglia per parte di padre e di madre. Allora, come dire, il tono sommesso, il sottotono con cui sempre i friulani, no, fa parte un po' del DNA culturale, direi, della nostra terra, avevano percepito se stessi e il proprio passato, stava trasformandosi in una sorta, alzava un pochino il tono, il timbro, per arrivare quasi ad un canto. Il sottotono si stava acquisendo consapevolezza che c'era un passato di cui prendere atto, che forse valeva la pena trasmetterlo ai più giovani. Poco dopo ricordo di essermi imbattuta e quindi
innanzitutto sul fronte, come dire, della trasmissione di fonti orali ci fu un passaggio importante, ma non solo. Nel 76 venne scritto un libro come Il formaggio ai vermi di Carlo Ginzburg. Io mi imbattei poco dopo, un paio d'anni più tardi, in quel libro e rimasi letteralmente folgorata dalla figura del mugnaio friulano Domenico Scandella, ma non soltanto dalla figura dignitosissima e fiera, potentemente alternativa di questo, ma anche naturalmente degli assunti che stavano alla base di questo libro. L'importanza di una storia dal basso, finalmente, delle classi subalterne, ma raccontata assumendone il punto di vista. E poi la forza, l'incredibile potenza della stessa domanda, della stessa citazione che viene posta ad Esergo ad apertura della prefazione da Carlo Ginzburg: chi costruì Tebe dalle 7 porte? E ricordo che io andai a cercarmi quella poesia e mi sono rimasti impressi gli assunti che contiene. Alla fine della costruzione della grande muraglia cinese, dove andavano i muratori? Dove vivevano i costruttori? Di nuovo i muratori della lucente città di Lima. Fu un cortocircuito formidabile questo, e così come poco tempo dopo mi imbattei nei Senza storia di Tito Maniaco, che se non ricordo male uscirono più o meno tra il 77, credo, il 78 ed il 79, e io li divorai. Fu una scoperta folgorante, scoprire che dal basso c'era una storia di tanti e tante, anonimi chiunque, che aveva la dignità di essere raccontata. Nacque davvero la sensazione di un cortocircuito, io credo, in me. E penso che il desiderio, la volontà di indagare poi veramente quello che io ritengo l'impatto tra il grande iceberg della storia cosiddetta per l'appunto grande e le minuscole chiglie delle storie individuali, collettive, oscure, nascoste, sommerse della gente comune, in qualche modo sia nato da lì, da quel momento formidabile. Dal momento formidabile in cui comunque ho ascoltato con molta attenzione e capisco l'amarezza di cui giustamente Giampaolo si fa portatore, portavoce, però la sensazione che si percepiva, pur essendo ragazzini allora, era che d'un tratto si era verificato qualche cosa per cui decisioni prima lontane venivano per la prima volta assunte in luoghi vicini. E quindi in fondo quella domanda che sta al centro della ricostruzione: quanto ampio può essere il ponte tra gli amministrati e gli amministratori, tra la INT e i centri di potere? Beh, allora una risposta semplice, almeno nei primi tempi, fu data: deve essere una distanza contenuta. E questo si percepiva, si sentiva. E da lì la scoperta della grande storia dei sommersi, appunto dei senza storia. Grazie. Pierluigi, invece il ruolo dei preti, dei vescovi, della Chiesa, di una Chiesa forse mai così attiva, solidale, partecipe, no? È stata un'esperienza straordinaria anche per il mondo ecclesiastico, così come insomma spesso ci viene raccontata. Anch'io sento una profonda ammirazione per la Chiesa friulana del dopo terremoto. Senza enfasi mi pare di poter dire, per come sento e ho percepito, una Chiesa esemplare, perché potremmo dire una Chiesa popolo, come il Concilio aveva definito la Chiesa popolo. Dentro al dramma del terremoto la Chiesa lo è stato, perché non c'è stata più nessuna distanza fra i preti e la gente. E i preti hanno vissuto pienamente la condizione delle proprie comunità, non hanno mai accettato proprio fino in fondo qualche passaggio di attenzione particolare, non hanno abbandonato le tende poi prefabbricati fin quando tutta la gente non li aveva abbandonati e non aveva altra soluzione. E potrei ricordare qualche passaggio. 6 maggio, diciamo l'11 maggio, il gruppo di Iglesie Furlane si è incontrato e ha riproposto in un documento
che la Chiesa inequivocabilmente sarebbe stata a servizio del popolo, insieme, compatta, e che il popolo avrebbe dovuto essere protagonista, il popolo, della ricostruzione. È quello che Paolo prima Medeossi ricordava e che potrebbe anche essere considerato uno slogan, ma secondo me non lo è stato perché è diventato esperienza, cioè è come una profezia evangelica, però incarnata nella storia, cioè prima le fabbriche, perché senza il lavoro non ci può essere una ricostruzione, poi le case, ultimo le chiese, perché si può celebrare anche sotto una tenda, sotto un albero, in un prefabbricato. E di questo si è fatto interprete un uomo che davvero riconosciamo come un illuminato, che è stato il vescovo Battisti, che dalla curia di Padova, dove era vicario, è diventato pastore, usiamo questo termine, ecco, di un popolo che viveva questo dramma. Questa guida è stata molto importante perché non è stata una guida a parole, ma con parole che venivano confermate dai fatti. Ad esempio, si ricorda un episodio eloquente rispetto a questo, era il settembre del 76, venne in visita il Presidente del Consiglio Andreotti, che con fatica raggiunse Gemona, dove era prima la caserma Goi, per un incontro di tutte le autorità, e a fatica perché c'erano dimostrazioni lungo le strade, e il vescovo Battisti arrivò un momento dopo e c'era diversa gente fuori dai cancelli e chiese al vescovo se una delegazione poteva entrare con lui. Il vescovo si fece interprete e inviò tramite qualcuno questa richiesta, la risposta fu negativa e il vescovo non entrò, restò con la gente al di qua dei cancelli. Questo è stato un segno eloquente, forte, fortissimo per dire che si sta con la gente, in mezzo alla gente. Quello che diceva Paolo prima non era una questione di una Chiesa che si sostituisce alle istituzioni, ma che le pungola. Nei comitati delle tendopoli i preti erano presenti, certamente. Poi Battisti prese posizione, il vescovo, ad esempio, contro i ritardi delle commissioni per il rilevamento dei danni. Poi in Duomo a Udine parlò forte, proprio fortissimo, contro il rincaro dei prezzi che cominciava, dei materiali, e quindi ecco, prese posizioni pubbliche anche in modo molto forte. C'è un aspetto anche che forse anche nella memoria di questi giorni, forse pubblicamente perlomeno, non viene messo molto in evidenza nel rispetto delle convinzioni, degli itinerari umani, culturali e spirituali di tutti. È la questione che riguarda la fede. Tu mi chiedevi della Chiesa, perché il terremoto ha posto una questione che è quella che ritorna nella storia dell'umanità. Com'è possibile credere in un Dio, se c'è Dio, se non c'è, dov'è? Quando un popolo intero viene colpito da una situazione così devastante, perché i preti durante il terremoto hanno vissuto l'esperienza di seppellimento di persone in fosse comuni. C'è Don Dino Pezzetta, che fra l'altro è stato anche mio insegnante, lui è teologo, anche ha tradotto tanti libri di teologi dal tedesco perché conosce benissimo il tedesco, e adesso proprio ha edito un libro in cui racconta la sua esperienza a Osoppo. Lui si trovava per caso ad Osoppo perché viveva fuori, per fermarsi a casa, era il giorno del suo compleanno, 38° compleanno. E il terremoto lo visse lì e decise di stare con la sua gente fino alla ricostruzione. E lui si pone questa domanda nel libro, ecco, del dolore dell'uomo e della presenza o assenza di Dio, dicendo anche un particolare, no? Che stava in mezzo ai morti,
che ha portato sulle spalle, che ha seppellito in modo straziante, e una giornalista della Reuters gli ha chiesto, forse qualcuno aveva indicato lui come un prete, ma lei è un prete? Sì. E questa gli chiese, ma lei crede in Dio? E Don Dino ha detto, non so, allargando le braccia, non so. Questa risposta è diventata a livello mondiale una notizia di questo tipo, deformata, il prete che ha perso la fede, no? E questo ha girato per il mondo. E diceva l'altra sera che abbiamo presentato il libro Azuliano che la mamma di Don Dino gli diceva, ma un prete non può di così, no? Non può di così. Ecco, allora questa questione del dolore, no? È una questione umana e anche teologica, è una questione che credo viene ripresa poi costantemente dentro i drammi, ecco, della storia. Comunque una chiesa, nel terremoto, una chiesa esemplare, in Friuli, certamente. Maurizio, tu nel tuo racconto, che dopo la prefazione apre questo libro, è un racconto che mescola, è quasi un racconto di letteratura civile, io un po' lo identifico così, nel senso che attraverso la narrazione, la narrativa, la costruzione di un personaggio, però poi vai a toccare un elemento chiave, no? Che è quello della nascita dei comitati e delle tendopoli, no? Allora, così volevo chiederti come mai hai voluto raccontare proprio questo aspetto di quell'estate. Ma ho voluto farlo perché credo che sia stato un momento di democrazia diretta straordinario, di cui c'è grande bisogno oggi in Friuli, e alcune delle preoccupazioni che giustamente Giampaolo Gri solleva, secondo me, potrebbero trovare risposta, no? Se articolassimo sul territorio una risposta di questo tipo, perché quando si è, come dire, coerentemente protagonisti della propria storia, si sta nella propria terra con coscienza di quello che capita, questo è sicuramente, come dire, un esercizio di democrazia straordinario. Io, quando ero bambino, viaggiavo con i miei genitori nel Friuli terremotato, perché i miei parenti, mio padre vivevano lassù, e mi colpivano le scritte, no? Questa vivacità fortissima e i racconti che poi ho sentito negli anni successivi delle persone che stavano nelle tendopoli, che hanno, come dire, voluto dare un contributo politico, no? Chiamiamolo così, in senso altissimo, no? Quello della polis, cioè perché la parola politica da questo deriva, no? Da essere cittadini. Ecco, questa cittadinanza attiva, quel momento di cui abbiamo sentito parlare più volte qui, io ho cercato di metterlo nel mio racconto perché credo che ci sia un bisogno estremo oggi in Friuli di polis. E quindi, insomma, questo mi interessava fare. Se volete, come dicevamo, poi magari leggo proprio un estratto piccolissimo per capire, diciamo, in fondo quello che ho cercato magari di fare, visto che è un libro, magari leggiamo un estratto piccolissimo. Qui parla il personaggio principale del mio racconto, che è Dolfo Schneider, cioè un emigrante che avrebbe potuto tornare in Germania dopo la scossa, invece rimane e dà il suo contributo. E dice: adesso dei partiti per come erano prima a noi non interessa più nulla. Come chi avven in devante la int, ha gridato una sera Adolfo Schneider, battendo il pugno sul tavolo, e tutti siamo stati d'accordo con lui. Questa è l'ora della gente. A noi ragazzi, quello della politica, era sempre sembrato un pianeta buio e senza acqua, un astro freddo, popolato da gente pronta solo a litigare. Però adesso, anche se siamo giusto studenti delle medie, finalmente cominciamo a capirci qualcosa. Non è più solo una cosa da grandi, riguarda tutti. Così, nella tenda dove si tengono le riunioni, possiamo entrarci anche noi. E non è che nessuno ci bada, anzi, Don Ezio, Dolfo, il padre di Watts, ci chiamano proprio a raccolta. Venì dentri, gridano, facendo cenni con la mano. Dai po', che sono robis che interessino a tutti. Hanno ragione, sai. Là dentro si discute di come organizzarsi per sopravvivere. Siamo senza tetto e senza tutto. Mio padre lavorava in fabbrica e la fabbrica non ha mai smesso di funzionare. Pochi giorni dopo la prima scossa, lui e i suoi colleghi hanno coperto tutto il capannone con dei teli e via avanti a tornire pezzi. La frase che leggi adesso salendo a Seupa l'ha fatta mio papà. Prima le fabbriche e dopo le chiese, ha scritto. Bravo, ha detto Don Ezio, il parroco, tu has fatto benon, che parpreano altris, adesso ci basta un prato.
Penso che il nostro tempo stia andando, il countdown stia sottolineando la fine di questo incontro. Ci sarebbero un sacco di cose da dire, da raccontare, però ci premeva anche così avere delle voci diverse, ma che rappresentassero un po' anche questo piccolo libro, no? Che è fatto appunto da voci diverse, chi sottolinea un aspetto, chi ne sottolinea un altro rispetto alla propria sensibilità e al proprio percorso di vita. E quindi niente, noi ringraziamo tantissimo Vicino Lontano per averci ospitato stasera e per aver insomma in questa splendida cornice potuto lanciare in anteprima la notte che Friuli andò giù. Quindi ringrazio ancora una volta Giampaolo Gri, Paolo Medeossi, Antonella Sbuelz, Pierluigi Di Piazza, Maurizio Mattiuzza e un applauso anche a Silvia Sacher, Renzo Brollo, Giada Messetti, Renzo Stefanutti e Pericle Camuffo, che fanno parte del E grazie a Mauro Daltin.